Buonasera a tutti, bentrovati a questo appuntamento con gli approfondimenti della redazione della nostra emittente. Questa sera, se volessimo dare un titolo a questa trasmissione, potremmo dare Alice dal Paese delle Meraviglie a quello del terrore, perché questa sera vogliamo parlare di ciò su cui riflettere a seguito dei fatti che hanno coinvolto Alice Schembri. Ricordiamo la ragazza di 17 anni toltasi la vita dopo essere stata abusata e essere stata oggetto di revenge porn. Abbiamo scelto volutamente questa sera di non utilizzare alcuna immagine di Alice, della bella Alice, perché vogliamo parlarne nel rispetto che merita Alice, la sua famiglia, e non tralasciando anche il rispetto che dobbiamo alle famiglie dei giovani coinvolti in questa vicenda, gli aggressori di Alice. Famiglie che sicuramente anche loro in questo momento stanno vivendo delle ore e giornate terribili. Non scenderemo in particolari che tutti quanti già abbondantemente conosciamo. Non esprimeremo alcun giudizio perché credo che su questa vicenda, ma su vicende di questo genere che accadono non solo ad Agrigento ma ovunque, l'intera società civile, dalle Alpi fino al Mediterraneo, credo debba fermarsi e riflettere per capire come rifondarsi. Di tutto questo noi parleremo con gli ospiti che hanno accettato di dare il loro contributo a questa nostra puntata di approfondimento. Sono Patrizia Pilato, dirigente del liceo Leonardo che Alice frequentava. Grazie Buonasera. di essere qua. Santo Petruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento. Poi Sabina Schifano, avvocato, esperta in tematiche di violenza femminile, e Giuseppe Provenzano, psichiatra e farmacologo. Parleremo con loro. La vicenda di Alice ci servirà unicamente come spunto per parlare delle risposte, degli strumenti normativi e del lavoro educativo che si fa e che probabilmente necessita di ulteriori sforzi relativamente alla prevenzione. Però per completezza di informazione su questa vicenda, vogliamo aprire il nostro dibattito con una intervista che abbiamo realizzato con il direttore di Grandangolo, Franco Castaldo. Franco Castaldo insieme alla Procura furono i primi che non ci videro chiaro su questa vicenda e con lui, che è un navigato, esperto e giornalista, vogliamo affrontare le tematiche legate alla comunicazione che si fa rispetto a questi fatti. A lui abbiamo chiesto ciò che tanti si sono chiesti e ci ha risposto così. Della vicenda che ha interessato Alice Schembri. Ne parliamo questa sera nel corso di una trasmissione che voglio iniziare proprio con il tuo contributo, perché tu già da subito titolasti con un qualcosa non torna. Avesti subito comunque il sospetto che quel suicidio o quella possibilità di setta satanica non avesse proprio niente a che fare con quanto realmente accaduto. Buonasera, devo dirti che questa vicenda si è subito rivelata complessa, una bruttissima storia innanzitutto. Quel suicidio aveva devastato Agrigento quella mattina del 18 maggio.
Giunte le prime notizie in redazione, ci siamo interrogati insieme ai colleghi di Grandangolo su come procedere. Di solito noi come giornale non mettiamo i suicidi perché sono fatti personali intimi, ma parlo di suicidi tra virgolette normali, a meno che non siano dei suicidi che abbiano una particolarità, un motivo per essere raccontati. Da subito devo dirvi che capimmo che c'era veramente qualcosa che non tornava, che quello non era un suicidio tra virgolette normale, era un suicidio dettato, originato, provocato, determinato da altre cose che noi individuammo in reati, non cose normali, da subito. E per quello andammo avanti raccontando del suicidio e raccontando di tutti i dubbi e degli eventuali reati commessi che stavano a monte all'origine di questo suicidio. Devo dirti che questa scelta provocò parecchie difficoltà. Noi di Grandangolo venimmo attaccati, aggrediti, ci denunziarono all'ordine dei giornalisti, successe l'ira di Dio, non ti dico gli insulti sui social anche da parte di colleghi. E oggi con i risultati delle inchieste giudiziarie, che sono due, una riguardano i minori, l'altra riguardano i maggiorenni, quindi sia la procura ordinaria sia quella dei minori hanno messo nero su bianco che probabilmente quel 18 maggio avevamo ragione. Franco, tu sei un giornalista esperto in cronaca nera, in fatti di mafia. Da giornalista, ecco, ti dico che comunque ci sono degli squilibri nella comunicazione. Ci troviamo a leggere, ma anche la TV ne è piena, descrizioni ed eccessi di dettagli cruenti, di situazioni al limite del voyeurismo. Io dico, in genere questo è diventato un modo di comunicare. Da una parte quindi questa libertà assoluta anche nel poco rispetto delle vittime, dall'altra, come in questo caso, la protezione del nome degli aguzzini. Allora, il nome di Alice è andato alla ribalta di tutte le cronache. Alice è una donna, quindi io faccio un discorso da donna e come tale il suo nome è stato messo al bando. Quello dei suoi aguzzini, uomini, comunque giovani uomini, protetti da una cortina incrollabile di privacy. Mi pare questa una ulteriore violenza di genere. Tu che idea ti fai di questa mia considerazione? La tua considerazione è rispettabilissima e naturalmente non trova tutto il mio consenso e accordo, perché, e te lo dico in due parole, scrivendo che quel giorno si era uccisa Alice, dovevamo dare un nome ed un cognome. Questo è il mio pensiero, poi peraltro verificato anche in sede disciplinare, perché non si trattava di un suicidio normale, ma dettato da altre cose. È come quando avviene un omicidio e non metti il nome del morto, sia minorenne che maggiorenne. Questo non esiste. Adesso non c'è, o perlomeno da parte nostra, non c'è protezione verso gli aguzzini. Io sono dell'idea che appena si chiude la prima fase giudiziaria, che è la richiesta di rinvio a giudizio, e cioè a breve, io i nomi li metto tutti, senza esclusione alcuna e senza protezione alcuna. Oggi fare questo è un problema, perché con le ultime note legislative, con la legge Cartabia, con i divieti, con le carte,
tutto questo non sarebbe possibile, ma io vi anticipo che li faccio i nomi. E tenete presente che tutta questa vicenda è venuta fuori attraverso un'agenzia, non attraverso il recupero da parte nostra di una notizia, quindi avendo in mano le carte giudiziarie con i nomi e i cognomi. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che dal mio punto di vista non c'è protezione e non c'è verso gli indagati e non c'è come vorrei dire un ribadire il nome di Alice che a Grandangolo in questa fase non ha fatto, quasi a voler consumare una seconda violenza. Non è così, noi facciamo un mestiere diverso che talvolta è anche complicato, devo dire, ma di questo me ne rendo conto perché bisogna fare le cose per bene e se non le fai per bene ti arriva un avviso di garanzia. Io mi sono stufato di ricevere ogni 3 giorni un avviso di garanzia per violazione del segreto, per avere violato la privacy, poi mi rendo conto che a cose fatte me ne esco tranquillo e pulito, ma sono fastidi. Ma tornando a questa storia che comunque merita tutta l'attenzione dei giornalisti, seriamente, perché è una storia bruttissima, io non mi tiro indietro e non mi tirerò indietro, appena ci sarà e andrò a recuperarlo il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio e non me li faccio tutti, nessuno escluso. Franco, io ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo. Io sono qui, possiamo parlare 2 ore. Lo so, ed è piacevolissimo tra l'altro. C'è stata un'accusa alla città di silenzi, di paure, di atteggiamento omertoso. Perché? Sì, questo l'ho visto. Allora, purtroppo la città non sa quello che avviene nelle redazioni e non sa quello che avviene anche nell'intimo di un giornalista. Allora, tornando a questa vicenda di Alice, che torno a dire brutale, noi qualche giorno fa abbiamo, come tutti gli altri, abbiamo messo la notizia di queste inchieste giudiziarie, di questi sviluppi, senza fare il nome, come ben sai, neanche di Alice, ma comunque neanche degli indagati, e appena abbiamo scritto questa cosa, per dirvi, e così cominciate a capire che meccanismi si innescano. Appena scritta questa cosa ci arriva una chiamata da parte dei familiari della giovane di Alice che non gradivano la pubblicazione della notizia, che avremmo dovuto toglierla, e lì si scatena un meccanismo che è complicato. Che cosa devi fare? La togli, non la togli, se la togli vuoi coprire qualcuno, quindi diciamo che lo scenario che poi si manifesta è davvero complicato. Io ci ho pensato, ho ragionato su questa cosa e ho detto che comunque bisognava continuare a raccontarla, ma tieni presente che i primi che mi hanno chiesto, e quindi sarebbe stata tra virgolette una protezione verso gli assassini stessi, sono stati i familiari attraverso una loro parente a chiederci di toglierla. Io aggiungo anche un'altra cosa: io non credo che ci sia stata una protezione, perché i nomi verranno fuori, ve lo posso garantire con assoluta certezza. Stiamo combattendo tutti, mi riferisco anche agli altri colleghi, con una legislazione che va rispettata, e quindi ci stiamo anche noi adeguando a questo nuovo corso. Voi lo sapete, adesso non c'è più nessun comunicato che esce fuori dalla procura o dalle fonti investigative dove non venga scritto, prima ancora di raccontare la storia, che siamo nella fase della indagine preliminare e che quindi gli indagati non si sono potuti difendere. Ecco, dovete anche comprendere questo ultimo stato di cose che ha cambiato modi, norme e anche cambiato il coraggio, perché un avviso di garanzia al giorno, ve lo dico che me lo becco quasi sempre, non è più possibile. Voglio assumere una posizione di equilibrio che è in sintonia con le leggi. Le indagini sono state chiuse, a breve verrà formulata la richiesta di rinvio a giudizio. Avete la mia promessa, ci saranno i nomi e i cognomi.
Grazie Franco, noi continuiamo a parlare adesso con i nostri ospiti, a te buon lavoro sempre. Anche a voi, saluti a tutti. Fatto con il coraggio che ti contraddistingue. A presto. Grazie ancora, saluti. Ecco, abbiamo voluto aprire questo spaccato perché da più parti sono state sollevate queste domande, le hanno fatte a noi giornalisti, le hanno anche scritte in tantissimi sui social, e allora, giusto per capire quanto complessi poi in fatti del genere possano essere i meccanismi dell'informazione, abbiamo voluto affrontarli con un giornalista che di queste cose è ben ferrato. Grazie ancora a Franco Castaldo. Rimaniamo sul tema dell'informazione perché questo momento è propedeutico alla necessità di parlare di un aspetto che ne deriva. Il Corriere della Sera scrive: il silenzio di una comunità che di lavare i panni sporchi a casa propria ne ha fatto una regola, tacciono tutti, tace la città che preferisce far finta di nulla, e addirittura arrivano a paragonare la vicenda, il silenzio, a quello della città di Matteo Messina Denaro. Noi non vogliamo commentare, insomma, questi aspetti, ma vogliamo solamente ricordare che l'associazionismo, subito dopo la morte di Alice, si adoperò, e nelle immagini che tra poco vedrete, che scorreranno sul video che hanno pubblicato i colleghi di Agrigento Notizie e di Agrigento Oggi, proprio ad Alice si adoperarono per intitolare un parco giochi che a futura memoria potesse ricordare quello che alla fine è stato il suo sacrificio, ma non solamente. Adesso l'Ordine dei Medici, abbiamo qui il dottore Pitruzzella, ha voluto proprio una iniziativa a tale scopo per evidenziare proprio come la città si sia mobilitata e abbia sentito abbia espresso un dolore mesto e sommesso, non urlato, anche attraverso queste cose. E chi meglio del primo cittadino, colui che rappresenta la città, può dirci la sua su questo fatto? Può partire l'intervista al sindaco Franco Miccichè. La vicenda che ha interessato. Oggi siamo qui a ricordare Alice, una giovane ragazza che si è tolta la vita nel 2017. Dietro questo gesto tanta amarezza, tanta tristezza. Questo sta a dimostrare a volte la poca sensibilità dei giovani. Io esorto tutti a usare meno i telefonini, usare meno i social, a sognare di più. Io dico sempre: i sogni spesso si avverano, basta crederci. Quindi, e poi anche esorto anche il legislatore a poter formulare delle leggi e delle pene più dure, perché questi reati purtroppo, ahimè, sembrano che siano sempre esponenzialmente in aumento. E questa è la città che parla, quindi noi a questo punto entriamo con i nostri ospiti invece nel vivo dell'approfondimento che, da quello che abbiamo sentito, ci implica un po' parlare non della vicenda di Alice in sé, ma di ciò che da questa scaturisce, perché comunque è un esempio di tutto un fenomeno che investe l'intera società. Intanto vorrei partire con il dottore Pitruzzella, perché voi avete voluto ricordarla per lanciare un messaggio forte verso una società che è cambiata, che
intrisa di violenza. Quale percezione avete dal vostro osservatorio di questo processo che non esitiamo a definire di involuzione della stessa? Grazie, buonasera, intanto grazie per l'invito. Abbiamo organizzato perché volevamo rendere omaggio a un fatto increscioso che è successo, di una ragazza di 17 anni che non ha sopportato il peso più grande di lei. E quindi volevamo commemorare questo fatto di una ragazza che a 17 anni, invece di vivere nella spensieratezza caratteristica dell'adolescenza di questa età, invece ha dovuto sopportare un peso più forte di lei e l'ha portata ad un gesto estremo. E volevamo anche ricordare gli occhi, un angelo, gli occhi che vengono oscurati, e vengo alla seconda parte della domanda, oscurati da una società che spesso mostra il peggio di sé, che c'è una involuzione più che un'evoluzione virtuale, e abbiamo voluto suscitare e rispolverare, incitare le sensibilità, a cominciare dalla nostra e anche quella degli altri, per poter analizzare il problema, per cercare di trovare le soluzioni. Patrizia Pilato, c'è stato veramente un silenzio della scuola rispetto a questo fatto? Come avete vissuto il dramma di una situazione di questo genere? Ma intanto direi che non c'è stato affatto il silenzio della scuola, nel senso che immediatamente la scuola si è attivata. Io all'epoca ero dirigente, non ero dirigente al liceo, ma ero dirigente di una scuola dello stesso ordine, ed indubbiamente il suicidio ha rappresentato un evento che ha indignato l'intera comunità, ma anche un'intera generazione. Ci siamo subito attivati come educatori per cercare di incontrare i nostri ragazzi e in qualche modo affrontare la loro disperazione, il loro smarrimento una volta venuti a conoscenza o posti di fronte, diciamo, a questo tragico evento. E ci siamo resi conto, ma ce ne rendiamo conto ogni giorno, quanto importante sia porsi all'ascolto di questi giovani. Si tratta di una generazione estremamente fragile, una generazione che a volte ha un'enorme difficoltà a fidarsi e ad affidarsi a noi adulti. Certamente per una serie di cause che possono andare magari dalla mancanza di una certa empatia tra loro e gli adulti con cui si relazionano, gli insegnanti, i catechisti, i responsabili dei centri sportivi, delle associazioni di volontariato in cui i giovani magari anche si trovano impegnati. E quindi questa mancanza di empatia, per esempio, a volte li tiene lontani, ma anche oltre alla mancanza di empatia, questo profondo gap generazionale che c'è tra noi e loro, enfatizzato ed implementato da questo uso smodato dei social, che li pongono in una condizione di, io dico, di minorata difesa, perché di fatto loro si vengono a trovare in un contesto talmente ampio e senza confini e senza limiti, che quasi si sentono talmente piccoli da non poter affrontare qualsiasi problema poi anche l'uso dei social e non solo pone loro davanti, ma soprattutto appunto la difficoltà di essere ascoltati, perché non riescono ad avere fiducia in noi adulti. Dottore Provenzano, parliamo proprio di social e media che comunque tratteggiano una
figura di questi giovani che quasi per una parte abbastanza ampia non hanno, danno l'idea di non avere la consapevolezza della gravità di talune azioni, le risse, l'abuso di alcol e di droghe. Diciamo che tutto questo comunque ci mette nella condizione di riflettere un attimo e pensare che comunque sono totalmente caduti alcuni filtri. Sì, una domanda sicuramente molto interessante. Devo dire che il fenomeno è complesso e non si può solo trattare da una facciata, ma bisogna avere tutto il contesto di tutte le facciate per capire un poco l'enigma, da cosa è composto. Io ricordo 20 anni fa, quando relazionai sull'adolescenza in uno dei miei convegni, ero esterrefatto perché vedevo dei videogiochi di bambini violentissimi, di mafia, di delinquenza, di abuso, di violenza anche in quel settore comportamentale, eccetera. E dicevo, ma questi videogiochi non possono avere una libera vendita. Perché? Perché sono negativi, sono psicoeducativi negativamente, perché incidono in una dinamica di crescita negativa. Uno. Secondo aspetto, ci abituano alla violenza normale. Cioè adesso noi tutti questi fatti di cronaca che assistiamo giornalmente, ma non solo da Agrigento, da Taranto, a Foggia, a Milano, eccetera, noi li subiamo passivamente. Siamo abituati. È come se fossimo in un contesto normale, questo è Esatto, paradossale, sì. guardi. È cambiata la nostra cultura, è cambiato il nostro modo di essere, è cambiato il nostro modo di reagire. Cioè noi siamo diversi, non abbiamo più questa consapevolezza di quello che è normale. Per cui dicevo all'epoca, facciamo una commissione di videogiochi, cioè che possa stabilire quali videogiochi si possano mettere in vendita al pubblico ed essere educativi per i bambini e quali vietare rigorosamente. Non è stato mai fatto, io mi sono fatto anche promotore di questa cosa. Poi la scuola è un fatto complesso, perché la scuola è cosa si valuta? Il merito di un ragazzo, si prima sempre quello più bravo e a volte è così strutturato, a volte noi trascuriamo non volutamente, ma perché c'è questa impostazione, gli ultimi, quelli deboli, quelli che hanno problemi. E l'ascolto come si fa? E l'osservazione come si fa? Io non conoscevo questa persona di cui stiamo trattando questa sera, però dico, un soggetto che in qualche maniera subisce un trauma, in una modalità deve manifestarlo. Con tante situazioni, o nel comportamento, o nel rifiuto, o nell'isolamento, o nella depressione, o nella tristezza del suo viso, cioè, ci deve essere una modalità per carpirlo. Beh, bisogna dedicare il tempo anche a queste cose, che non sono da meno sicuramente. Sabina, tu operi da sempre nell'ambito di un centro antiviolenza, quindi hai un contatto diretto con la violenza a 360 gradi. Quanto è esteso il fenomeno del revenge porn nella nostra provincia e quali fasce di età coinvolge dal vostro osservatorio? Allora, intanto magari introduciamo che cos'è il revenge porn, perché peraltro con questi inglesismi, nel 2019 abbiamo avuto l'introduzione col codice rosso di questa nuova fattispecie di reato. In italiano sarebbe la vendetta porno, quindi la diffusione di immagini e video sessualmente espliciti, messa quindi in circolazione tramite Facebook, tramite WhatsApp, comunque sul web, senza il consenso della persona ritratta. Quindi questa fattispecie criminosa nasce proprio come risposta a questa piaga sociale che si sta verificando. Noi parliamo di un fatto che è successo nel 2017 ancora il revenge porn non era
previsto come reato, però evidentemente il legislatore e il diritto non è fatto altro che delle nostre cose, la nostra vita, la nostra cultura, proprio l'evoluzione dei tempi, il segno di questi tempi di cui ci parlava il dottore Provenzano, evidentemente hanno portato il legislatore a individuare questa fattispecie di reato che è gravissima. Perché noi immaginiamo la diffusione di immagini che erano fatte per restare nell'intimità tra un fidanzato e una fidanzata, una coppia, anche un incontro occasionale che si è fatto, diciamo, semplicemente per restare all'interno della coppia e che viene invece divulgato con delle conseguenze devastanti per la persona che non ha manifestato il suo consenso a farlo. E così la depressione, così il diritto all'oblio, il diritto a volere cancellare tutto questo, cosa che non si può fare perché nel momento in cui arriva l'immissione in rete diventa un fenomeno incontrollabile. Come centro antiviolenza noi purtroppo registriamo tante denunce, anche semplicemente a livello di conforto, di supporto psicologico che si richiede a chi è vittima di questo tipo di fattispecie criminosa. E ti devo dire che è un fenomeno trasversale come lo è la violenza in genere, perché riguarda tutte le fasce d'età, parliamo da fasce adolescenziali ad adulti. Sappiamo quanto è facile trasmettere tra di noi il video piccante che fa ridere. Pensiamo se questo accade con un qualcosa che invece era riservato all'intimità. Per cui ti devo dire che noi abbiamo registrato tanti casi che riguardano tutte le fasce di età. Dottore Pitruzzella, mi riallaccio un attimo a quanto detto dal dottore Provenzano. Il curante comunque è il primo approccio con cui chi soffre di depressione e può trascendere poi nel suicidio è colui al quale può rivolgersi il primo alla fine a diagnosticare, a comprendere che c'è una situazione di emergenza. Da medici voi avete notate che c'è una ritrosia, confessarla, una minimizzazione da parte del paziente, una volontà quasi di sottovalutarla per paura, per pudore. Come si opera quando un medico curante, che è il primo porto di arrivo del paziente, comunque individua una situazione di questo tipo? Ma io credo che la posizione del medico di medicina generale sia una posizione privilegiata nel momento in cui lavora in un determinato modo, e spiego perché. C'è il medico di famiglia, chiamato così perché rende di più, è con il quale riceve tutte le confidenze, diciamo così, da parte della famiglia. Non è solo del paziente che si presenta, dell'amico che si presenta, perché poi si diventa amici. E premesso che chi viene in ambulatorio sicuramente ha qualche problema, è un soggetto fragile, e quindi lì bisogna essere bravi a cercare di carpire e vedere e diagnosticare quali sono quei sintomi di cui parlava il dottore Provenzano. E questo si può avere se c'è un ascolto, se c'è comunicazione. Ormai va avanti il binomio tempo di ascolto, tempo di comunicazione, tempo di terapia. E di osservazione. Sicuramente una buona osservazione, perché lì possiamo vedere anche la tristezza.
Spesso, perché spesso c'è una ritrosia, spesso c'è un cercare di minimizzare i rischi. E allora uno deve essere bravo a cercare poi di inviarlo a chi di competenze, e quindi allo psicologo, allo psichiatra, fare tutte cercare tutte le soluzioni possibili per poter evitare di arrivare a quelle scelte, diciamo, definitive. Anche perché lavoriamo in un ambiente dove la violenza, come diceva l'avvocato, diceva la Presa, diceva il dottore Provenzani, dove la violenza credo che sia a livelli, a cominciare dalla lite per il divieto di sosto, per la mancata precedenza, sempre violenza. Per non parlare degli ultimi eventi di cui tutti siamo a conoscenza. Esattamente. Patrizia, anche tu e tutti quanti questa sera avete degli osservatori privilegiati per guardare a questo fenomeno. Sei in contatto costante con i giovani. Che idea ti sei fatta relativamente alla cognizione, alla percezione che hanno rispetto all'affettività e alla sessualità? Ma intanto, in aggiunta a quanto dicevano questa sera, insomma, i tuoi ospiti, vorrei aggiungere che in questo caso la vittima della violenza, essendo donna, probabilmente ha innescato un senso di colpa che l'ha portata a rifiutare, ecco, il dialogo, l'affidamento agli altri. Da vittima si è sentita quasi colpevole, così come la storia della violenza sulle donne purtroppo racconta ormai da anni. E quindi non ha potuto intercettare magari la disponibilità degli amici, della famiglia ovviamente, ma anche degli educatori, dei suoi insegnanti, dei compagni che sicuramente avrebbero prestato attenzione e sostegno a quello che sarebbe stato certamente un grido di aiuto. Perché a scuola ovviamente l'educazione all'affettività è un'educazione che si pratica, direi, quasi spontaneamente. Naturalmente nella famiglia è ovvio, è il primo nucleo per cui si esercita spontaneamente, ma a scuola l'educazione all'affettività trova nell'amicizia il primo baluardo importante. Amicizia vista come condivisione di interessi, come piacere di stare insieme, come condivisione anche di rispetto e stima reciproca, pur nell'affermazione del diritto individuale di ciascuno e dell'originalità della persona che si colloca all'interno di un gruppo, quindi senza alcuna omologazione. Ovviamente dall'amicizia si passa diciamo a quello che invece è il sentimento dell'amore, quando questa condivisione, questo scambio reciproco di fiducia, di affetto, di interessi, eccetera, assume una veste, diciamo, più esclusiva, no? Quindi più intima e più esclusiva, che ti porta ad allacciare una relazione amorosa. Ecco, all'interno della scuola ovviamente, trattando poi noi diciamo scuole di secondo grado, ragazzi, trattandosi di ragazzi adolescenti, chiaramente assistiamo al nascere, per fortuna, di numerosi legami di questo tipo, e chiaramente sentiamo l'esigenza di, come dire, di approcciarci a loro anche parlando di educazione alla sessualità che viene trattata nell'ambito di diverse discipline che vanno dall'insegnamento della religione cattolica ma anche alle scienze, perché l'educazione alla sessualità sicuramente nella scuola è vista come
diciamo, ha bisogno di un approccio olistico, indubbiamente, perché è un'area del potenziale umano che ci consente di dare ai giovani quelle competenze per gestire in maniera autonoma non solo la loro sessualità, ma anche le relazioni che nel corso del loro sviluppo devono gestire ed intrattenere con gli altri. Per cui io credo che la scuola, come sempre nella società, faccia la sua parte e la faccia sempre bene. Indubbiamente viviamo in un'epoca, come dicevo, in cui è difficile approcciarsi ai giovani, ed è difficile perché i giovani vivono un senso di solitudine profondo che magari li convince, e naturalmente mi riferisco sia alla vittima che ai carnefici, perché indubbiamente i carnefici sono anch'essi vittima di se stessi, sono dei ragazzi che hanno vissuto evidentemente un vuoto ed una povertà educativa che li ha portati a diventare diciamo, dei veri e propri bulli, diciamolo pure. Dottore Provenzano, in base a quanto dice Patrizia, parliamo dell'amore tradizionale tra i giovani, l'amore quello pulito, quello sincero, quello vero, ma qual è il passaggio attraverso cui dall'amore bello si passa a quello malato? Sì, io ora rispondo subito, ma mi consenta due precisazioni brevissime, sia all'avvocato che al Presidente. Innanzitutto, chi si occupa di violenza nell'associazione, il dato preoccupante, il fenomeno che a me veramente desta molta preoccupazione, è il sommerso. Il sommerso ha proporzioni ancora maggiori della realtà che noi viviamo. Credo che bisogna trovare le modalità per poter intervenire e scoprire questo atteggiamento che non consente di scoprire la vera realtà del fenomeno. Noi non conosciamo il fenomeno nella sua vera entità, e questa è una cosa gravissima, perché parliamo di dati veramente non reali, in quanto i dati sono di gran lunga superiori. L'altro aspetto è che noi non abbiamo il primato, perché fortunatamente è la Lombardia che ha il primato sulle violenze, quindi la Sicilia insomma sta a medio-basso tra cose. Poi volevo ringraziare il Presidente dell'Ordine dei Medici, perché lui ha fatto una grande cosa, secondo me, grande, perché ha detto a chiare note pubblicamente in una manifestazione: io non ci sto alla violenza, non possiamo subire passivamente questi fatti. E l'ha fatto da Presidente dell'Ordine, dove diverse figure professionali intervengono nella prevenzione della violenza. Non dimentichiamo i pediatri, non dimentichiamo, oltre al medico di base, il neuropsichiatra infantile, non dimentichiamo queste figure che comunque hanno un ruolo non indifferente nel trattare queste cose. E poi in quello che diceva nella casistica, quando tratta lui i pazienti in ambulatorio, il primo trauma che subiscono i soggetti abusati è il disturbo post-traumatico da stress, cioè essere sottoposti a un trauma così evidente, un trauma psichico di violenza, e che subentra in questi soggetti e determina tutta una serie di sintomatologia che uno può anche cercare con i modi e con le modalità di approccio professionale a capire se ha un disturbo post-traumatico da stress, che poi lascia il posto alla depressione. La depressione poi non è altro che quando un soggetto perde tutte le sue barriere difensive, perché fin quando uno reagisce a un meccanismo che ci difende, quale possa essere la proiezione, la razionalizzazione, eccetera, ma quando perde tutti i meccanismi di difesa subentra la depressione. E nella depressione, nella casistica, l'ideazione suicidaria fa parte del quadro depressivo. Per cui è una modalità, caro Presidente, per cui in questi casi un soggetto depresso bisogna capire perché è depresso, perché se non capiamo la motivazione non abbiamo capito nulla. Certo. Cioè andiamo noi a trattare il problema farmacologicamente, ma non andiamo a trattare il problema alla radice. Quindi insomma la situazione è più complessa, è più difficile, bisogna andare per scoprirla, e poi con tutti i meccanismi, con tutte le modalità della terapia che ci comporta, bisogna agire, bisogna intervenire professionalmente in maniera seria, perché è un fatto molto delicato, molto sensibile, molto personale, per cui con tutti gli accorgimenti del caso. Sì. E adesso arrivo all'ultima domanda, quella che lei mi ha fatto, che sicuramente la Presidente Pilato
col piacere di incontrare questa sera. Praticamente, guardi, l'amore è una cosa molto complessa. L'amore nasce innanzitutto nella crescita psicologica, ma è molto correlata in prima battuta dalla famiglia. È un sentimento puro, un sentimento che nasce puro, perché nasce dal complesso di Edipo. Per esempio, quando il ragazzo si innamora della mamma e quindi odia il padre, quindi il superamento di questa fase è l'oggetto esterno, quindi si innamora di una persona esterna. Ma durante questo processo, se i modelli non sono adeguati, tutte le turbe possono sopravvenire, tutte le devianze possono avvenire, quindi è a monte la situazione. Lei si trova già una persona strutturata da questa crescita in parte. Manca poco, c'è proprio una percentuale bassissima, ma già la sua evoluzione c'è stata. Per cui bisogna andare un attimo, fare un passo indietro per capire questa. Poi chiaramente lei ha un compito molto difficile, sicuramente, perché insomma è chiaro che avere la responsabilità di un ragazzo è seria. Ricordavo quel proverbio cinese in cui dicevano: dai da mangiare un pesce a un soggetto lo sfami, ma insegnagli a pescare e lui non morirà mai di fame. Cioè noi dobbiamo insegnare a vivere ai nostri ragazzi, questa è la cosa fondamentale. Io non ho una ricetta da dare a lei, perché non sono sicuro, né io né nessuno, credo non c'è, perché ogni caso prescinde, ha una modalità diversa, una situazione, una connotazione personale che è correlata a una tipologia di dinamiche contestuali sicuramente diverse l'uno dall'altro, però bisogna farlo, bisogna studiarlo, bisogna capire l'approccio individuale, questo è importante. Non so, anche dedicare un'ora al giorno. Oggi si parla di vita quotidiana, ecco, una lezione in classe, e sarebbe anche una dinamica di gruppo contestuale, da dove chi partecipa, chi non partecipa. Questa è ad esempio la cosa più importante. La prima selezione è che chi non partecipa, perché non partecipa? Insomma, chi partecipa non ha problemi, chi non partecipa c'è un problema. Ecco, questo è il primo imprinting che bisogna. Grazie. Sabina, il Codice Rosso ha apportato delle modifiche a una serie di normative che nel tempo si sono evolute. Quali sono comunque i risultati più importanti di questa legge? Allora, noi parliamo di Codice Rosso per individuare questa legge del 2019 che ha sostanzialmente modificato alcune norme del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale. Introducendo delle fattispecie nuove di reato, come appunto abbiamo visto il revenge porn, introducendo per esempio come reato a sé lo sfregio tramite l'acido. Noi avevamo nel nostro ordinamento le lesioni anche aggravate, e invece il legislatore ha ritenuto proprio di individuare una fattispecie ad hoc, perché c'è tutto un mondo dietro lo sfregio permanente di una donna con l'acido, che può portare anche alla morte. E così ha introdotto anche un aggravamento di pene. La novità probabilmente più significativa è proprio questa, cioè la volontà del legislatore di perseguire questo tipo di reati, tutto quello che ruota diciamo come violenza sulle donne. Parliamo quindi di aggravamento di pene sulla violenza sessuale, sulla violenza di gruppo. Lo stesso stalking, viene aumentata la pena, e diciamo non voglio stare qui a individuare, però parlo di reati pesanti. Se consideriamo che una violenza sessuale può essere punita dagli 8 ai 14 anni, una violenza di gruppo per esempio. Quindi l'intenzione è quella di dare una stretta per cercare in qualche modo di trovare gli strumenti repressivi e quindi a tutela della donna. Però dietro a questa stretta ci devono essere tutta una serie di comportamenti della società e quindi di nuova impostazione culturale, nuova informazione. Per esempio è importantissimo nelle scuole, e questo il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto ha cercato di farlo costantemente, a parte purtroppo la pausa del periodo pandemico,
cercare di informare i ragazzi, arrivare a loro per fargli capire le conseguenze dei loro comportamenti. Cioè loro devono sapere che se io partecipo ad un festino dove ci esce fuori la violenza sessuale, diventa violenza di gruppo, anche se io non ho compiuto l'atto sessuale, ma per esempio ho semplicemente messo a disposizione la mia casa. I ragazzi devono saperle queste cose, perché questo deve regolare i loro comportamenti. Quindi l'altro aspetto è quella della corsia preferenziale di questo tipo di reati, come vengono trattati a livello di procedura, proprio perché si vuole dare una risposta immediata di fronte alla denuncia per stalking, per violenza, per maltrattamenti. Diciamo che l'esperienza insegna che queste norme a volte restano sulla carta, perché il codice rosso, il nome stesso lo dice, è come se ci trovassimo al pronto soccorso e noi abbiamo un codice verde, un codice giallo, un codice rosso che è quello che detta l'urgenza. Il codice rosso nel nostro ambito è quello della denuncia che arriva all'operatore di polizia, che deve essere immediatamente trasmesso al giudice, al pubblico ministero, affinché possa immediatamente, nel giro di 3 giorni, dice il codice, ma purtroppo sappiamo che quando tutto è urgente nulla lo diventa più, perché poi abbiamo le cataste sulle nostre scrivanie e anche quindi quelle dei giudici, proprio questa tempestività per fare in modo che la donna vittima di violenza sessuale, di stalking, di maltrattamenti venga immediatamente ascoltata e si cerchi di adottare gli strumenti per la sua sicurezza immediata, approntare subito, diciamo, una tutela a suo favore. Quindi poi nella realtà ci scontriamo con altre situazioni, appunto, che sono quelle della lentezza, della vergogna della donna a denunciare. Questa donna, il dottore parlava di sommerso, il sommerso purtroppo lo dobbiamo tirare fuori con quella informazione, con quella divulgazione di notizie di cui parlavamo. Dottore Petruzzella, il curante, ritorno perché voi siete comunque il primo approccio, può ravvisare nel paziente una sintomatologia post-traumatica e non confessare, comprendere che il paziente non confessa un problema di questa natura che invece ha vissuto? Sì, Soto tenta sempre a non esternare, diciamo. Deve essere, ecco, l'ascolto e la comunicazione che può fare venire fuori. Però voi siete in grado di individuare il soggetto i segni. post-trauma, diciamo, viene subito individuato, si riesce a intuire che sotto c'è qualcosa che non va e lì bisogna essere bravi a sollecitarlo, a cercare di far venire fuori. Bisogna non stancarsi mai di comunicare, perché comunicando è importante, perché riesci a vedere qualche angolatura, qualche forma di ritrosia su determinati argomenti, dove può venire fuori la verità e quindi l'eventuale terapia per questi soggetti. Bisogna far sì che non stancarsi mai della comunicazione e far sì che il soggetto viva in autonomia, ma deve avere la certezza che c'è qualcuno su cui puntare. E lì ci sono le agenzie educative, sicuramente che le più importanti sono la famiglia e la scuola. Patrizia, la scuola è costantemente impegnata in
attività e progetti finalizzati all'educazione a 360 gradi, però quando accadono questi fatti abbiamo la sensazione che abbiamo perso tante ore del nostro tempo, sì, per tanti che ci hanno seguito, però sono fatti comunque di una importanza tale per l'impatto devastante che hanno, che quasi ci mettono nelle condizioni comunque di avere un attimo di smarrimento. Questo mai, perché noi educatori abbiamo questa missione, quella proprio di curare la crescita umana e personale dei nostri studenti. A noi studenti in particolare, nella mia scuola, a noi vengono affidati a 14 anni, noi li riconsegniamo alla società e al mondo, dico sempre io loro, a 19 anni, quindi li prendiamo adolescenti fragili e li riconsegniamo piccoli uomini. In questo percorso c'è tantissimo, perché la scuola quotidianamente esercita la sua missione educativa nel senso proprio etimologico del termine, cioè si cerca ogni giorno, con il costante lavoro di qualificati professionisti quali sono i docenti, con l'ausilio anche delle risorse del territorio, di esperti competenti, si cerca di trarre il meglio da questi ragazzi, di exducere il meglio che c'è in loro, e cercando anche di intercettare i bisogni, il disagio, che spesso è un disagio che ovviamente attraversa questa intera generazione e che ci porta ogni giorno a cercare di capire quali sono quelle sfaccettature, quei bisogni più emergenti, e cercare di intervenire ovviamente non solo nel lavoro quotidiano portato avanti all'interno delle classi, perché anche trasmettendo i contenuti disciplinari. Riuscite ad individuare i branchi? Allora, devo dire che per le esperienze che ho avuto io, per le mie esperienze professionali, non mi sono mai trovata a delimitare dei veri e propri branchi. Ci sono dei ragazzi che soprattutto, come dire, nelle classi iniziali manifestano, diciamo, più che altro una mancata scolarizzazione, o comunque diciamo una incapacità di gestire le relazioni in maniera serena e dentro i limiti ovviamente di ciò che è a loro consentito. Per esempio spesso capita, soprattutto nelle prime classi, no? Che i ragazzi magari durante l'ora di ricreazione si danno una spinta e naturalmente provocano un malessere al compagno che la riceve, no? E quando tu vai per riprenderli, la prima cosa che ti dicono: ma io scherzavo. Ecco, quindi ma io ho voluto scherzare, stavamo scherzando, e stavate scherzando magari alzando le mani quando sapete che le mani non si alzano in questo modo. Ecco, per dire che sicuramente sono ragazzi che vanno guidati anche negli atteggiamenti da mantenere in determinati contesti, nel limite di quello che è il proprio campo di azione, e nel limite oltre il quale non si deve andare quando ci si relaziona con gli altri. E sicuramente soprattutto quando i ragazzi diciamo, costituiscono questi gruppi. Ecco, poco fa parlavamo dell'amicizia, no? Quando i ragazzi si ritrovano in questi gruppi di amici, ecco, io dicevo poc'anzi, è importante che non si sentano mai omologati, che non perdano mai la loro individualità, perché soltanto ecco, rappresentando i valori che ciascuno riceve dalla propria famiglia, dall'educazione e dalla formazione che continua a ricevere a scuola, sicuramente essendo valori positivi, perché
a scuola non si ricevono altro che valori positivi, è difficile che poi ci si possa trovare ad esercitare certi atteggiamenti e certe devianze che purtroppo poi portano a fatti incresciosi e che determinano chiaramente poi anche la sofferenza di intere famiglie e comunque anche la loro vergogna, perché alla fine si rendono conto, ma quando a volte anche tardi, si rendono conto della gravità degli errori. La scuola è sempre presente ed è giusto ed è opportuno quello che noi diciamo ogni giorno, che loro si affidino ai loro educatori, che cerchino questo ascolto, perché davvero credo che questa parola oggi pomeriggio sia stata la più ripetuta da tutti noi, perché io credo che sia l'ingrediente principale in questi casi. Dottore Provenzano, intanto lei è anche un farmacologo. Pertanto so che certamente avrà raccolto nel corso di quest'ultima tornata qualche altra sollecitazione sulla quale dire la sua, e io le lascerò lo spazio che vuole in questo senso, però le chiedo anche di fare una puntata, perché siamo quasi in conclusione, sulle droghe dello stupro. Sì. Lei mi ha anticipato proprio quello che io volessi dire in relazione a quello che ha detto l'avvocato. Io direi un messaggio ai giovani, ad esempio, quando partono alla movida, alle discoteche notturne, eccetera, di stare attenti allo spiking drink. Sarebbe questo bere in cui i soggetti spesso inconsapevolmente emettono delle sostanze, quindi bevono inconsapevolmente delle sostanze, una miscellanea di droghe dentro il succo di frutto, magari una bevanda innocua, e quindi diventano vittime inconsapevoli. Questo è un messaggio forte che bisogna dare ai giovani, di non fidarsi mai di bevande da sconosciuti. E la cosa più grave è che esiste una droga da stupro in cui il soggetto perde, si chiamano inibitori di volontà scientificamente, e creano una perdita di memoria durante la fase in cui sono attive queste sostanze, in cui il soggetto perde completamente la memoria dell'accaduto. Quindi gli viene anche difficile ricordare quello che è accaduto e denunciare i fatti in maniera chiara e circostanziale, per cui questo è un fatto gravissimo. Cioè, l'unica prevenzione è stare attenti a quello che si beve, evitare di prendere sostanze da sconosciuti. Questo è un messaggio forte e chiaro che va dato a tutti i giovani, perché da lì inconsapevolmente si può diventare vittima di una situazione di questo tipo. Grazie. Una cosa importante, l'ultima cosa che dicevo al Presidente. È importante il colloquio, certo che è importante, perché il primo sindaco è l'incubo notturno. Basta fare una domanda semplice: scusi, lei soffre di incubi? E allora dice sì, allora mi devi dire quale, che a questo punto insomma il dato è tratto. E poi le condotte di evitamento, i soggetti che subiscono il trauma hanno una vita sessuale diversa, traumatica, per cui in genere hanno qualche problema in quella dinamica lì. Questi sono degli aspetti molto importanti su cui chiaramente estrapolare il sintomo, estrapolare l'accaduto e capire se sono stati vittima o meno di violenza. Sabina, in conclusione anche a te, chi dovesse essere vittima di revenge porn, cosa può fare? A chi si può rivolgere? Allora, intanto deve volere fare la denuncia. Partiamo da lì, perché comunque è un reato perseguibile a querela di parte, a meno che non sia aggravato, e allora può andare d'ufficio. Per cui è importante che la vittima voglia denunciare, e qui entra in gioco il lavoro di tutti gli operatori, dalla scuola, gli insegnanti, i centri antiviolenza, che insieme in rete devono dare quel coraggio alla ragazza, alla donna che è vittima di questo tipo di reato, di esternare quello che le sta accadendo. E che cosa può fare? O denunciare alle autorità di polizia, ai carabinieri, oppure alla polizia postale e all'autorità del garante, nel tentativo di cancellare dalla rete le immagini, i video che vi sono stati immessi. Mettiamoci in testa che lo strumento sicuramente migliore per tutelarci è la prevenzione.
perché dobbiamo sapere se i ragazzi sanno che prendendo le bevande dagli sconosciuti possono incappare in una bevanda con della droga che li pone in uno stato di inferiorità psichica, di incapacità di intendere e di volere, vanno incontro a questo tipo di atti criminosi. E quindi la prudenza anche per noi adulti, direi, perché c'è molto facile con l'uso dei cellulari fare cioè incappare in queste situazioni, quindi prevenire è sicuramente sempre meglio che curare, e poi affidarci a questa giustizia che a volte è lenta, a volte è lontana da noi, e quindi quello che si chiede e per cui si deve lottare è proprio per una giustizia più vicina, che dia voce a queste tragedie e perché queste tragedie non siano accadute, diciamo, vanamente. Io dico che per affrontare questa complessa tematica avremmo bisogno di un ciclo di trasmissioni, perché di domande da fare e di puntualizzazioni che vengono fuori dalle dichiarazioni di ciascuno ce ne sono veramente tantissime. Noi dobbiamo chiudere qua perché i tempi che abbiamo a disposizione sono stati colmati. Io ringrazio i nostri ospiti che sono stati veramente preziosamente utili a dare un contributo di conoscenza e di esperienza su questo tema, e saluto tutti i nostri telespettatori che fin qui ci hanno seguito. Grazie. Grazie a lei. Grazie.